Caldo torrido, temperature sopra la media, non piove praticamente e seriamente da gennaio. L'effetto è drammatico per il mondo dell'agricoltura che rischia di finire in ginocchio. C'è lo stress idrico della pianta per cui corriamo il rischio di perdere appunto il raccolto. Per fortuna una buona parte del Vicentino comunque è irrigabile, anche se comunque abbiamo poca disponibilità di acqua in questo momento. Le prime stime dei danni derivanti da questo clima a dir poco bizzarro in questi primi 6 mesi dell'anno parlano di circa 1 miliardo di euro. Un conteggio, dicono a Coldiretti, non ancora dettagliato, ma si spera che le cose cambino, anche perché mancano di fatto i fondi per il ristoro. Nel frattempo sui banchi dei mercati non manca frutta e verdura, anche se I meloni ci sono stati problemi perché c'è stato prima il freddo e adesso il caldo, allora c'è stata la qualità piccola e non c'era più la grossa e come i prezzi stanno aumentando. Purtroppo è un disastro, quest'anno ci fa veramente sentire, quindi oltretutto non solo i fiori, soprattutto l'ortaggio, gli ortaggi in genere. Ci vorrà un mese però per vedere i danni, adesso non si vedono perché c'è ancora roba che è venuta prima, insomma. il rischio, il timore è un po'. Sì, c'è. Scarseggia l'acqua, le falde si sono abbassate, lo stesso vale per i fiumi, gli invasi a monte languono, causa inverno poco nevoso, il rischio di salati rincari è dietro l'angolo. Il mio timore che possa rendere i prezzi più cari, ecco questo qui, lo saprò dire tra 15 e 20 giorni, sicuramente. Che dice tra 15 e 20 giorni? Perché sicuramente se mantiene questo tempo qua i prezzi sicuramente lieviteranno. Il mondo dell'agricoltura chiede cambi di rotta nella gestione del territorio e anche nelle abitudini dei consumatori, mentre lei per prima cerca culture alternative. Gli agricoltori in questo momento stanno sostituendo il mais con il sorgo, che è una pianta che consuma molto meno acqua.